Su esoppa il palco e in malora noi problemi li lasciamo fuori. E chi che ne vuol ben e a chi che ne vuol mal, noi che cantemo evviva il nostro festival. Ma che roba c'ho? Madonna, Mai viste robe compagne? Tutti qui, ma dove siamo finiti? Tutti sti pianeti, ma che roba? Ma chi gli ha fatto questo? Tutti i fiorini educati del San Marco non avessi comprato sta roba. Stava più che il ponte di Rialto. Come due poi. Come due ponti. Ma che roba, guarda. Che moderne che si sta dietro. Guarda che magliette fine, dove è caldo con la maglietta fine. Noi abbiamo un po' di bei vestiti, dove non passa il caldo. Potevo vestirsi meglio per il caldo. Sarà quella un po'. Del posto del San Marco. Per l'Arsenal ti dici che Non sono convinto. perché proprio dite. Fardo grossi, cosa privati? Guarda, che belle donne. Buonasera signore e signori. Stamattina non aveva voce io come in ferie, guarda adesso la mettiamo subito voce. Ho fatto un po' di latte, trappa e salvia. Se vede, si trappa soprattutto. Insomma, ma come signore? Buonasera signorine. Buonasera, tutto bene? Che avete dormito bene? Allora io conto il messaggio, no? Perché qua sono male con dietro le Io a prestazioni. Fina Grisignana dove che stiamo questa è la mia signora Matilde Spinotti. Perché la gatto cognome, perché se bella come una rosa, ma neanche le spine, fate voi qui. Mi sono venuto molti anni, il dico di Grisignana, di che era con noi l'anno scorso, ma adesso su, ma sarà caldo, guarda che si sta buttando sotto quelle luci, là, io via le braghesse e tutti qua. Quello grande che ti via. Sì, c'è caldo. Quello grande, si vede che ti infamate che se le fatte vinte le comportate in notte nel 1799 con tutta quella fatica che ho fatto tutti le monti via. Sai quanti anni ci sono? Dove guarda? Ma bisogna Noi siamo migliori di Grisignana, là vivevo, e l'anno scorso avevamo portato un bel gruppo del Festival del Stroveto, quei fedeli degli Stroveto, che si è venuti a dare sta rassegna su sopra il palco, che voleva, c'era caldo, c'era freddo, era anche il testo, ma c'era pioveva, l'altro giorno stupava, era le lune tutte indirizzate, era la luna piena. Mica detto che era la luna della Strawberry, come Strawberry, lo sotto solo che adesso la luna delle fragole erano lo stesso ai fedeli che ormai punti con la tessera, dica dà la tessera oggi non sono venuti, la tessera del premio, dica dà e vediamo che non gli fa la tessera la può richiedere ai lavoratori dopo, così usa e se chi ha più punti andrà a fare una bella gita, ecco, chi ha più musi chi ha più punti chi dà più aria, ecco. L'anno scorso ero in Montona, che
Leoni di San Marco, questo anno invece abbiamo scelto un altro posto. Un altro? Sì, che dicevano ormai sa tutti quanti. Andiamo a trovare Meda! Sì! Che la faremo anche oggi! Visinata! Andiamo a vedere la Madonna dei Campi. Sì. Dopo andiamo a vedere i famosi affreschi di Visinata. A San Barbara. Sì, come l'avevo visto, ma sarà caldo, non avevo visto. Ma Ho Visinata da tutti. ascolta, lasciati tenesco un poco di più, ti capisci da me. Perché tu ti dici, ma se caldo, ma cosa andrò a dare, cosa andrò a dare? E dopo quando ti viene e dici, porca male, cosa che ho sotto il naso non l'ho mai visto. Vegni con noi vedere le bellezze di questa Istria, perché merita. Merita. Vedere qui che con delle guide specializzate che vi spiegherà anche tutto quanto. Se che vuoi lasciare una mancia, serve. Questa sera qua abbiamo visto un bel programma di testimoni, abbiamo sentito il nostro parlare e tutto quanto, ma noi abbiamo un'altra sorpresa per voi, non solo questo di spiegarvi, perché il festival non è solo correndo sul palco, il festival si dura tutto il mese, c'è il ricettario lunedì a Buie, se dimmela cantando a Treviso, in Italia, in Slovenia, a Isola e a Buie la gran finale il 28. Se corremo su tutto il palco 7 serate in giro per tutte le comunità, leggevo il programma, venite a vederlo perché è il festival più bello del mondo! E dopo vi fai musica e potete venire in gita. No, fateli qui sulle tue braghesse. Niente, vedo le braghesse con quelle belle di non sta buttando via che ne serve per le tante lastre. non sta qua le lastre, che sono concine che non ti fai insomma, questo nostro intervento che abbiamo fatto, abbiamo spiegato cosa è il festival e tutto quanto, ma dobbiamo dire che noi siamo anche poveri, sa? Perché purtroppo la nobiltà a un certo punto c'è da farsi frise. Poi intera la festa, ora siamo scappati. E siccome erano abituati che gli altri, che avevano i nostri coloni, che lavoravano tutte le tere dei spinotti, sì, poi in Valle 2 ore, 4 salate, te volessi chissà cosa. Un'armenta te lo porta a pregna, non sta adesso ma volevo dire che noi dovevamo guadagnarsi da vivere nei tempi moderni, bisogna lavorare perché non si avevano pagare i contributi sotto la Serenissima. Dove siamo andati? Del mio cugino, come sta anche lui a Parenzo? A Parenzo, il centro di inclusione. Il centro inclusivo? Il centro inclusivo, sì. Dove avevamo tanti bravi ragazzi. E amici, e voi non sapete, bravi. Voi non si potete immaginare. Che quando vi dice la mattina, stasera andremo a cantare su un palco per la prima volta, allora dici siamo pronti. Siamo pronti, via che dice di no. Andiamo, se rifare una prova. Non serve, devo così. Non serve, devo così, come viene. E allora diciamo? Diciamo? Allora, il centro inclusivo di Parenzo. Poi non sapete che vecchie di colori quanto che si divertivano e spero che si diverti anche loro con noi. Stamattina ne chiamarsi benissimo attore e come studiamo per la moda. Sai, avevo studiato una roba che era tutto un fumo separato. E come dite sì, e cosa canteremo con le nostre canzoni? Perché voi sapete che la musica è terapia e noi ne serve tanta musica e allora canteremo con noi. Oh, ero spesso che arrivi le parole. Intanto sai cosa? Intanto vado a giorni il fagotto. Aspetta, no. Dite spoimi, te prego. Spoimi un poco. No, non penso che siete mia moglie della dote, ti prego. Mi raccomando. Di caffè, aspetta, ti prego. Guarda che quella roba che tra 500 anni
Qua è l'altro di qua. Uno delle vittorie dei birichini, manichini, birichini. Ringraziamo anche le nostre due presentatrici, la prima volta alle